Questo convegno cade quasi casualmente, ma in maniera alla fin fine, come si può dire, significativa, nella data in cui la legge antiebraica principale venne promulgata. Quindi diciamo tra l'annuncio in una piazza Unità costipata di gente e la promulgazione ufficiale passarono 2 mesi. È un anniversario particolarmente significativo quest'anno per tutti i fili che intrecciano quel disgraziato passo con l'attualità. E quindi questo convegno ha voluto in qualche maniera tracciare un ponte tra il 1938 e l'attualità di oggi, anche nel titolo Razzismi italiani. Naturalmente quando gli storici vedono archi temporali di questo tipo temono sempre il peccato mortale, cioè l'anacronismo, il considerare, il guardare agli occhi di oggi con gli schemi del passato e viceversa, considerare quello che è successo estraendolo dal proprio contesto e considerandolo appunto alla luce del filtro del presente. Non è assolutamente quello che intende fare questo convegno, che invece intende gettare degli sguardi su diverse prospettive, sulle diverse prospettive del razzismo. In questo senso vorrei solo dire un paio di punti, che nonostante il razzismo sia una parola relativamente recente, ha circa 150 anni, la sua gestazione è molto lunga, ha le sue radici storiche nella cultura europea, nelle discriminazioni spesso violente che ci sono state verso gruppi etnici, popolazioni diverse. Quindi possiamo guardare al razzismo come un fenomeno di lunga durata che acquisisce una pseudoscientificità solo a partire da metà Ottocento, con la formulazione del concetto di razza. Furono sostanzialmente 2, un ambasciatore francese, Gobineau, e un inglese, Chamberlain, a formalizzare nella seconda metà dell'Ottocento questa impostazione pseudoscientifica. Sarebbe quasi da considerare ironico, se non fosse tragico, che la base delle disgraziate idee di Hitler sulla razza furono formulate da un francese e da un inglese. E naturalmente il razzismo si è intrecciato nella seconda metà dell'Ottocento col concetto di nazione. Ha fornito alla nazione un carico di discriminazione, propaganda e aggressività senza il quale la nazione non avrebbe avuto quei caratteri aggressivi che ebbe dalla fine dell'Ottocento. Ma il razzismo come programma discriminatorio è entrato appieno nei totalitarismi novecenteschi. Non tanto quello sovietico che era basato sul concetto di internazionalismo, del socialismo, quanto piuttosto i totalitarismi, i fascismi di destra. E potremmo dire che l'elaborazione totalitarista del razzismo è stata ereditata nelle società contemporanee, che pure sono molto diverse per struttura, corpo e anche costituzione. E qui vorrei toccare il secondo punto. Soprattutto la storiografia revisionista in questi 80 anni ha teso a descrivere le leggi razziali antiebraiche italiane da un lato come un episodio e da un altro lato come un fenomeno di sottomissione culturale di Mussolini rispetto al nazifascismo e a Hitler. Ecco, non furono nulla di tutto questo. Lo abbiamo sentito proprio dalle parole di Mussolini,
che dice il problema razziale viene da lontano, e poi dice una severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze ma delle superiorità nettissime. Ecco, anche la questione della razza venne elaborata in termini scientifici in maniera relativamente originale in Italia, e fu basata su un preciso percorso ideologico che naturalmente si legava a, per esempio all'esperienza coloniale italiana, alla tardiva e per certi versi e per molti versi infausta esperienza coloniale. Ma poi in realtà si trattò di un movimento europeo. Bisogna pensare per esempio alle leggi rumene degli anni 30, nel 1936 in Polonia fu reso obbligatorio che l'insegna di ogni negozio recasse il nome del titolare. Insomma, l'esperienza italiana delle leggi anti-ebraiche non fu né episodica né naturalmente isolata, né qualcosa che non si ricollegava a un preciso piano appunto ideologico e discriminatorio. Io ho il piacere di entrare nel merito di questo tema introducendo il neopresidente, ma insomma ormai sono passati alcuni mesi, dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Resistenza e dell'Età Contemporanea, Ferruccio Parri, che è il professor Paolo Pezzino, che introdurrà questa serie di relazioni. Dopo avremo la professoressa Tulia Catalan, il dottor Bort Clabia, Johanna Sondel-Cedermas, credo che abbia mandato il contributo. Bene. E poi avremo gli due interventi di Diana Pavlovic e di Sebastiano Secci, concluderà Alessandro Poglio Salimbeni. Io auguro a tutti buon lavoro, dando subito la parola a Paolo Pezzino che ci parlerà delle leggi razziali. Abbiamo 20-25 minuti a testa, per cui buon lavoro.